Ragazzi, purtroppo ho finito tutti i miei soldi. Sono diventato povero, ho sperperato tutti i miei averi, non ho più una lira. Non ho saputo considerare le criticità del momento, non ho saputo gestire i soldi, non ho saputo gestire le mie voglie improvvise e adesso mi trovo qui a fare questo video di aiuto perché voi che mi seguite potete aiutarmi. Perfetto ragazzi, dopo avervi regalato la seconda base meme utilizzabile su qualsiasi social, spoiler, su TikTok sarebbe l'ideale, quindi divertitevi, almeno facciamo qualcosa di nuovo e di diverso. Diciamo che i meme più belli verranno messi all'interno delle mie storie IG. Vi dico che questo non è un video triste, bensì uno dei più belli e importanti del mio canale. Primo pacco, secondo pacco, terzo pacco e quarto pacco. E speriamo Kanunman fatto pacco. Sarebbe proprio deleterio per me, vi dico la verità. Potrebbe diventare veramente il video più triste del canale a quel punto. E quindi ragazzi, da come state vedendo sul mio tavolo c'è una serie di cose, delle cose molto importanti, degli oggetti veramente che non vedevo l'ora di farvi vedere. Quindi adesso mi siedo e facciamo un bellissimo unboxing, credo il primo di questo canale. Lasciate subito un bel mi piace, iscrivetevi al canale perché se ho fatto questi acquisti vuol dire che ci credo in quello che stiamo facendo e datemi tutti i vostri feedback sotto nei commenti. Veramente vi aspetto tutti. Adesso vi renderete conto di quello che sta per succedere. Mamma mia, non vedevo l'ora. È una situazione molto strana, però al tempo stesso molto molto bella. Allora, andiamo subito con lo spacchettamento di questa busta qui. Una bustina Amazon. Non è una sponsor ad Amazon, però se Amazon un giorno si sveglia e muove qualcosa e vuole collaborare con me, i contatti sono qui sotto insieme. Allora vi dico innanzitutto che chi mi sta vicino, chi lavora con me, membri della mia famiglia, chi sa dei miei sfoghi, dei miei pensieri, sa quanto aspettavo questo momento. Quindi voglio condividere con voi questo momento molto importante, anche perché siete parte fondamentale del mio lavoro, di quello che amo di più al mondo fare. E quindi niente, andiamo subito a vedere il primo pezzo. Ansatch come si chiama? È un adattatore Hungrain Ultra Fast Data Streaming, che non so cosa voglia dire. OTG Connection Supported, che non so cosa vuol dire. SDTF Dual Card Reading, questo lo so che praticamente all'interno di questo adattatore ci inserite una SD, che sarebbe una card all'interno della quale ci sono tanti dati, tra cui foto, video magari da collegare al PC o PC o PC tu. E quindi questo è il primo pezzo che potrebbe servirmi di base, al di là dell'acquisto e dell'investimento grosso che ho fatto. Chiaramente, visto che il titolo di questo video è finito tutti i soldi, vi farò vedere sempre a schermo il prezzo di ogni cosa per farvi rendere conto. Ecco qui il nostro adattatore per i più esperti, ve lo faccio vedere anche da più vicino, fatemi sapere se è un bell'acquisto questo, signori. Abbiamo adesso questo bel paccone, vediamo Babbo Natale cosa ci ha portato. Come vi dicevo prima, vi citavo la SD da mettere all'interno di quell'adattatore ed ecco questa scheda praticamente da 128 giga, 300 megabyte reads MOS lecture alla seconda. Stiamo facendo l'espressione. Il terzo pezzo da unboxare, signori, che si aggiunge alla nostra collezione, è un microfono della Sony direzionale. È un microfono che si mette sulla cam praticamente. In pratica ve lo faccio vedere, è questo con il famoso gattino che si mette sopra, antivento. Vedete, ve lo faccio vedere anche da più vicino. Anche in questo caso vi metterò a schermo il costo di questo aggeggio, che non avendo una cam non so di cosa farmene, quindi vabbè, io l'ho acquistato magari se qualcuno di voi mi vuole regalare la cam, perché vi ho detto ho speso tutti i miei averi e quindi praticamente la cam non la posso acquistare. Questo lo mettiamo qui perché se non arriverà un'offerta di una cam all'interno dei commenti, moving. Quarto pezzo che andremo a farvi vedere, eccolo qui, è uno zainetto come vedete della Case Logic, molto carino. Anche questo mi ricorda quello di una cam, vedete, tasche laterali dove poter mettere magari le batterie, l'adattatore. Qui ci mettete proprio la cam con la tracolla. Questo è il prezzo, quello che state leggendo, però anche in questo caso non so fino a quando posso sfruttarla, cioè nel senso, lo sapete, io i video li faccio col telefono, i vlog li registro tutti quanti col telefono, la mettiamo qui, ma attenzione perché qui vedo due bei pacchi grossi. non si può mai sapere che da questi due pacchi possa uscire una sorpresa. Andiamo ad aprire il primo pacco, sempre con la speranza che non sia un effettivo pacco. Comunque posso dire una cosa, i courier fanno un lavoraccio, fa morire, cioè, mi metto nei vostri panni e c'è qualcuno di voi che mi segue, magari non sarà manco colpa vostra, ma state scassate stu pack. Signori, un po' di
bollizzine da schiattare, mamma mia, bellissima, molto antistress questa cosa. Come vedete ragazzi, l'unboxing è reale, cioè nel senso non l'ho proprio aperto prima di questo momento. Voglio aprire tutto quanto insieme a voi e con grande felicità. Vedo Tamron magari per i meno esperti non sa manco di cosa stia parlando, pure io sono poco esperto perché ripeto faccio video col telefono. Registrati adesso per avere gratuitamente 5 anni di garanzia, qua subito. In teoria dovrebbe essere un altro aggeggio relativo alla cam. Sono un po' emozionato ragazzi, sono un po' emozionato perché mamma mia, non ci credo. Perché sta per cambiare qualcosa su questo canale. Questo può essere l'inizio e questo può essere un indizio. Allora, questo ragazzi, ovviamente, come potete ben notare, è un obiettivo. Nella vita ce ne poniamo tanti. Vediamo sempre se riusciamo a raggiungerli, gli obiettivi. In questo video sarò molto, molto serio. Diciamo un Super Allan diverso da quello che siete abituati a vedere. Anche perché questo video non immaginate da quanto tempo stavo aspettando di registrarlo. È un video che non lo so, mi fa capire quanti sacrifici ci sono stati fino a questo momento che mi hanno poi potuto permettere di fare determinate scelte, di fare determinati acquisti. Il Tamron ragazzi è un obiettivo di una cam, di una fotocamera, lo dico per i più esperti, 28-75 mm f2.8 D3 VX DG2. Ho semplicemente letto qui, non vi impressionate, non so veramente niente, però vi posso dire che è l'ennesimo pezzo che mi ricorda appunto una cam. C'è l'adattatore, c'è il microfono direzionale, c'è la sacca, lo zainetto per la cam, ci sarebbero anche le batterie che mi arrivano lunedì. Piccolo spoiler, vi metto qui sempre il prezzo, c'è la SD, ci stanno tante cose che mi ricordano quella cosa. E quindi ragazzi, rullo di tamburi, emozioni a 1000 perché veramente non aspettavo altro di aprire questo pacco qua. Ragazzi, in questo pacco ci sono anni di sacrifici, di sogni, di obiettivi, di video, di risate, di momenti no, c'è tutto ragazzi in questo pacco qua. Veramente lo aspettavo come il pane e non immaginate quante volte ho aggiornato la pagina del Corriere per sapere dove stesse il pacco, se è tutto a posto, se era stato spedito, l'ordine era andato a buon fine. Mamma mia, finalmente ci siamo, finalmente posso mostrarvi la mia nuova bambina. Mamma mia, che spettacolo. Sono molto emozionato, signori, in questo momento. Molto. Con estremo, immenso piacere, tanto onore e moltissima soddisfazione vi faccio vedere la mia nuova telecamera per fare i video. Mamma mia, che spettacolo, non ci credo. Cioè, mi viene quasi da piangere, vi dico la verità. Ho finalmente raggiunto un mio obiettivo. Può sembrare veramente un qualcosa di esagerato per molte persone, però credo che ognuno di noi ha dei sogni, ha degli obiettivi, ha dei traguardi da tagliare. Questo era uno di quelli. All'interno del mio lavoro questo è un pezzo molto importante. Da questo momento in poi chiaramente qualcosa a livello qualitativo sul canale cambierà. Non cambieranno assolutamente i miei modi di fare, i miei modi di giocare, i miei modi di rapportarmi con le persone, quello no. Sarò sempre il solito cazzo, il solito pagliaccio, cercherò sempre di strapparvi un sorriso in qualsiasi momento e a me fa sempre super piacere quando me lo sento dire, quando me lo scrivete che ci sono riuscito. Però ci saranno alcuni video come per esempio quelli food, quelli sul campo, nelle stanze bianche, tanti video che abbiamo anche in mente già di registrare che avranno una qualità superiore. I vlog non mancheranno mai, il mio telefono non lo abbandonerò mai perché quello è quello che amo di più fare, ma ci sono determinati contenuti, fidatevi ragazzi, determinati video che vanno registrati con un certo livello pure per passare una qualità diversa allo spettatore. Oggi di canali ne esistono veramente tantissimi e quindi diciamo bisogna anche sapersi differenziare con un po' di qualità. Nello specifico vi faccio vedere un po' più da vicino il mio giocattolino. Ho scelto questa telecamera qui che sarebbe una Sony Alpha FX2, nuovissima ragazzi sul mercato, molto molto bella, molto molto ciotta. Come vedete c'è anche il mirino, c'ha lo schermetto che si può anche girare in questo modo in maniera tale da poter vedere anche da qui quello che si sta andando a registrare. Molto molto bella esteticamente. Chiaramente vi mostro in questo momento a schermo il prezzo di questa telecamera. Ecco,
come state vedendo in questo momento, potete capire e farvi un'idea del perché ho scritto questo titolo. Ho fatto un bel investimento, l'ho voluto fare perché ci sono determinate cose che si possono e non possono fare con il telefono, molto banalmente, nonostante comunque la qualità è sempre buona. Voi avete sempre apprezzato quei video, continuate ad apprezzarli, a me veramente non può fare che un piacere dell'anima, però mi ero reso conto che dovevo fare questi acquisti qua, tutti quelli che avete visto in questo video, per fare quel piccolo salto di qualità. Non lo so, poi starà a voi vederli, deciderli questi salti di qualità, se ci saranno. Non sapete quanto sono contento in questo momento. Adesso c'ho un qualcosa di mio che è venuto fuori dal sacrificio, dal sudore, dal lottare sempre, dal crederci, dal coraggio che ho giorno dopo giorno di fare determinate cose, dalla volontà, dalla passione che mi muove nel mio lavoro e nelle cose che voglio fare. Quindi grazie a me stesso per aver fatto queste cose che vedo qui davanti a me, che non ci credo ancora. Non vedo l'ora di aprire questo pacco, io veramente, questi pacchi, non avete idea. E quindi fatemi sapere tutto quello che pensate nei commenti. Qualsiasi cosa è ben accetta, anche qualche critica costruttiva, però non ci siano troppe critiche, spero che ci siano complimenti, oppure spero che abbiate apprezzato il video, il contenuto diverso, completamente diverso dal solito, ma che dovevo per forza fare, voglio, vi dovevo tenere presente di questa cosa. Poi agito, voglio, ci fanno tutti i soldi, quindi prima c'è i video. A parte gli scherzi, lo so, voi li guardate a prescindere, è anche un modo questo per ringraziarvi e per dirvi sto facendo il possibile per regalarvi un qualcosa che spero veramente possa piacervi, sia a livello di contenuto sia a livello di qualità. Tutto qui, e colgo sempre l'occasione per ringraziarvi ancora una volta, perché i messaggi che mi arrivano giorno dopo giorno sono troppo belli, veramente mi danno la forza di fare quello che faccio e di acquistare quello che ho acquistato. Detto questo, se c'è qualche tecnico nei commenti, meglio ancora, mi fa sapere qualche feedback più accurato di quello che ho comprato. E niente, fate il calcolo preciso dei soldi che ho speso per questo investimento e fatemi sapere qui sotto nei commenti quali video vorreste con questa telecamera. Voglio che è un qualcosa di bello, di forte a livello visivo proprio. Ovviamente vi leggo tutti quanti, lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video, magari con la nuova attrezzatura. Mamma mia, non ci credo ancora.